CIF di Camastra, al mio fianco la presidente Rosaria Manzone, che è anche assessore del comune. Tutti insieme hanno voluto realizzare questo evento che ci porterà a un momento di grande riflessione su fatti che sono veramente importanti per la nostra storia e in quanto così importanti meriterebbero certamente una maggiore eco. Da qui, da Camastra, questa eco parte oggi parlando della storia del massacro di Cefalonia, che vide la morte di più di 9.000 soldati italiani, ufficiali della divisione Acqui, di cui 5.000 furono fucilati e massacrati con le mitragliatrici dopo la resa, in spregio peraltro a tutte le convenzioni internazionali che tutelano la vita dei soldati dopo la resa. E questa sera avremo modo di ripercorrere storie, testimonianze. Disporremo di una documentazione esclusiva e di grande pregio che ha voluto questa sera proporci l'Archivio di Stato. Sindaco, oggi un interessante convegno dove parla di Cefalonia e dei morti nella guerra di Camastra, quindi un ricordo grazie anche a un'iniziativa congiunta con il CIF e con l'Archivio di Stato. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare il CIF di Camastra perché oggi ci dà la possibilità di ricordare tutti insieme il sacrificio e il valore della pace e della libertà. Oggi appunto si parlerà di vittime, di guerre, quindi sicuramente farà molto riflettere, bisogna conoscere e approfondire non solo il passato ma anche il presente e il futuro. Sì, questa sera abbiamo voluto organizzare insieme all'Archivio di Stato, grazie alla collaborazione della dottoressa Florio, questa iniziativa per ricordare tutti i caduti in guerra del nostro comune. La memoria di questi soldati andava persa, rischiava di essere quasi perduta, invece con il grandissimo lavoro svolto dall'Archivio di Stato è stata recuperata. E stasera abbiamo voluto proprio dare il giusto riconoscimento a tutti questi soldati che hanno perso la loro vita, hanno rinunciato al proprio avvenire per il bene di tutto il nostro paese. Insieme al CIF ci auguriamo che questa sia la prima di tantissime altre iniziative in collaborazione con l'Archivio di Stato, anche con il coinvolgimento delle istituzioni locali ma anche delle scuole. Ci sono delle testimonianze, vero? Sì, noi abbiamo coinvolto 2 familiari di appunto soldati di Camastra che sono partiti per la guerra. Abbiamo Vincenzo Baldanza, che lo zio era proprio Vincenzo Baldanza, che è morto in guerra, Maria Rita Fanara, che è un'insegnante di Camastra, la nipote di Emanuele e Giuseppe, che hanno perso la vita, e figlia di Angelo Fanara, che è invece ritornato vivo dalla guerra. L'iniziativa nasce con lo scopo di restituire alla memoria del paese, della collettività, il ricordo di alcuni cittadini di Camastra che sono periti durante l'eccidio di Cefalonia, uno in particolare, e un altro durante la guerra di Albania. In maniera del tutto casuale, grazie all'opera di ricerca che ha fatto l'Archivio di Stato di Agrigento, diretto dalla dottoressa Rossana Florio, mirabilmente a cui va tutta la nostra il nostro affetto, la nostra riconoscenza, in maniera del tutto casuale sono state ritrovate delle lettere di questi nostri concittadini, di cui non sapevamo più nulla, non conoscevamo nemmeno quasi più l'esistenza, visto che i collaterali e gli ascendenti naturalmente non ci sono più. Per cui questa sera l'operazione che il CIF, unitamente a tutti i presenti, all'Archivio di Stato e alcuni testimoni, figli di questi nostri cugini, amici, parenti che erano, sarà di restituire alla memoria collettiva il ricordo di questi eroi caduti per la patria. Un interessante convegno oggi che ricorda i morti di Cefalonia, qui avvenuti a Camastra attraverso
un lavoro di ricerca fatto dal vostro archivio? Oggi è un momento importante per la comunità di Camastra, perché nel ricordare quelle che sono state le vittime del comune di Camastra coinvolte nell'eccidio di Cefalonia e Corfù, si ricorderanno anche altre vite, altre memorie che sono rimaste sospese nel tempo, di giovani ovviamente originari di Camastra che sono morti sempre nel corso della Seconda Guerra Mondiale in altre circostanze. Questo è un momento per riflettere su quello che è il valore della memoria e soprattutto su quelli che sono i canali attraverso i quali noi possiamo restituire dignità alle memorie sospese, recuperare identità per la collettività e soprattutto memoria civile e senso etico del ricordo. Ci sono anche delle testimonianze dirette? Sì, insieme di alle alcuni riflessioni cittadini che originari si di Camastra. faranno rispetto a quelle che sono appunto le memorie sospese di questi militari, ci sono anche degli altri contributi che sono stati offerti dai familiari appunto a testimonianza delle vicende dei loro congiunti. Qui vediamo per esempio la coperta con la quale è rientrato a Camastra il signor Angelo Fanara dopo un periodo di prigionia sempre nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e ci saranno anche testimonianze dirette, quindi ricordi che nel tempo le famiglie hanno conservato.